partirei proprio dalla definizione del codice civile del contratto di appalto, che a mio avviso è una chiave di lettura fondamentale per capire quello che sta avvenendo, probabilmente per capire anche le ragioni fondamentali della crisi che stiamo vivendo, che hanno cercato anche in questo caso di descrivere solo come crisi finanziaria e non come crisi strutturale delle economie dei paesi occidentali. La definizione del contratto di appalto, che viene data all'articolo 1655 del nostro codice civile, è la seguente: l'appalto è il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In sostanza, quello che possiamo sottolineare rispetto a questa definizione che ci dà il codice civile è che i caratteri fondamentali di questa relazione economica sono sostanzialmente due. Il primo è l'organizzazione autonoma e dunque l'assunzione dei relativi rischi nella gestione dei fattori della produzione da parte dell'appaltatore. Definizione del codice civile dice: assume a proprio rischio la fornitura di un lavoro o un servizio con il corrispettivo di denaro, di un prezzo che viene pagato dal committente. Il secondo fattore fondamentale di questa definizione, quindi della relazione economica del contratto di appalto, è costituito dal fatto che questo rapporto contrattuale inizia con la stipula del contratto e dura solo per il tempo necessario a fornire il lavoro o il servizio appaltato. È un contratto a termine. Contratto di appalto: stabilisco che tu mi devi fornire con questo prezzo quel lavoro o quel servizio entro una certa data. Fornito il servizio e il lavoro, la relazione contrattuale si conclude, committente e appaltatore rimangono soggetti distinti e autonomi. L'appaltatore, ripeto, l'altro elemento fondamentale, si assume il rischio dell'organizzazione dei fattori della produzione. Allora, avendo presente questa relazione contrattuale, la relazione contrattuale esattamente opposta a questa è quella che ha caratterizzato lo sviluppo delle economie capitalistiche fino a qualche anno fa. Dall'800 al 900 la forma contrattuale tipica che caratterizzava la cosiddetta impresa fordista, la grande impresa, era la relazione contrattuale del lavoro salariato, che è stato in qualche modo declinato anche grazie alle battaglie del movimento sindacale fino all'800, inizio del 900, come contratto di lavoro a tempo indeterminato fortemente garantito, grazie appunto ai movimenti sindacali, a un contesto internazionale di un certo tipo che ha determinato in qualche modo una situazione di tutela del lavoro salariato o comunque del lavoro a tempo indeterminato, che caratterizzava quasi esclusivamente il rapporto fra il capitale, il capitalista, l'imprenditore e i lavoratori di quella fabbrica, operai o impiegati che fossero. Fra queste due tipologie contrattuali le differenze sono quelle che sottolineavo all'inizio. Nel contratto di appalto l'autonomia dell'appaltatore è massima, si assume il rischio dell'organizzazione dei fattori della produzione, e la relazione è a tempo determinato. Nel contratto di lavoro salariato che ha caratterizzato il capitalismo,
le nostre società fino a qualche anno fa, questi due elementi sono esattamente l'opposto. Contratto di lavoro a tempo indeterminato, massime garanzie, autonomia zero. Il lavoratore dipendente non assume nessun rischio nell'organizzazione dei fattori della produzione e per questo riceve il corrispettivo della propria prestazione. Quello che è avvenuto negli ultimi 20, 30, 40 anni e in maniera accelerata dopo la caduta del muro di Berlino e la scomparsa del blocco comunista è una tendenza a trasformare la relazione contrattuale del lavoro salariato in contratto di appalto. Modello al quale punta la cosiddetta impresa post-fordista dell'era della globalizzazione, è un'impresa che anziché avere 100.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato punta ad avere 100.000 appaltatori. Capite perfettamente che questo modello cambia radicalmente il sistema di relazioni. Determina una flessibilità straordinaria del capitale rispetto al lavoro, perché se io ho 100.000 lavoratori a tempo indeterminato, se c'è una crisi economica l'economia non mi consente di collocare il 30-40% della mia produzione, licenziare, tagliare la produzione per il 30-40% con quel modello imprenditoriale è estremamente difficile. Se io anziché 100.000 lavoratori ho 100.000 contratti di appalto, taglio puramente e semplicemente 30.000 contratti. E posso farlo perché questa relazione economica è definita in quei termini. Ovviamente la descrizione che ho fatto è la tendenza, i punti estremi. Questo processo avviene in maniera ovviamente un po' più complessa. La fabbrica di 100.000 dipendenti diventa una rete di fabbriche, 100, 200, queste reti di fabbriche subappaltano e quindi quell'impresa di 100.000 lavoratori oggi è diventata una ragnatela di aziende legate da contratti di appalto e di subappalto che tendono sostanzialmente a scaricare la competizione verso il basso. Sociologi americani descrivono questo processo come la tendenza della concorrenza verso il basso. Cioè la competizione avviene fra le piccole e medie aziende e nell'uso del fattore lavoro attraverso questo processo di virtualizzazione delle grandi imprese. E la situazione che oggi ci viene restituita è, oltre alla frantumazione dell'impresa che abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa, se voi prendete la Fiat negli ultimi 20 anni, Fiat Auto, ha triplicato il fatturato, gli addetti, i lavoratori diretti sono esattamente il 15% di quelli che aveva 20 anni fa. Appunto perché ha decentrato le proprie attività, a volte scorporando alcune attività, costituendo delle società controllate, che però sono legate alla Fiat con un contratto di appalto. Lo stesso, queste aziende controllate a loro volta subappaltano attività a piccole e medie aziende in una rete dispersa sul territorio che appunto tenta a scaricare la competizione e gli effetti della crisi sui livelli più bassi.
La crisi del 29 ha investito grandi aziende con un impatto anche sull'occupazione immediatamente visibile. La crisi che stiamo vivendo in questo momento si riflette su organizzazioni imprenditoriali completamente diverse, imprese virtuali che scaricano sui livelli più bassi gli effetti della crisi, che diventano anche meno visibili e che diventa anche più facile dal punto di vista mediatico nascondere. Come è noto, secondo il governo in carica, la crisi non c'è. Hanno cercato in qualche modo di descrivere questa crisi come crisi solo finanziaria, in realtà è una crisi strutturale di questo modello, con effetti, impatti totalmente diversi rispetto a quello del 29, anche e soprattutto per queste ragioni.